Indescrivibile, signora, indescrivibile. Nessuno riesce a trovare le parole per esprimere il dolore di una tragedia tanto grande. Anche i sindaci dei 3 comuni coinvolti, che hanno proclamato il lutto cittadino, sono senza parole. Difficile trattenere le lacrime, soprattutto per il sindaco Brugnaro durante la cerimonia funebre e dopo. È una tragedia, una tragedia, una tragedia. Perché un bambino di 2 anni, il papà, la nonna, cioè, siamo in una situazione, si fa fatica a spiegare, insomma. Per cui esprimiamo grande cordoglio agli amici, alla famiglia, anche alla stessa investitrice, perché bisogna rendersi conto che qua siamo nella tragedia e la tragedia, insomma. Quindi c'è soltanto dolore. Credo che sia inutile aggiungere qualcosa, tutti quanti siamo come commossi e basta. E credo che di più di così non si può dire. C'è tanta tristezza, tanta amarezza, rimane fermo il ricordo di queste 3 persone che veramente ci lasciano prima del dovuto. Non ci sono parole sinceramente per ripercorrere anche queste ultime 2 ore. Tanta vicinanza nei confronti dei familiari e una sola richiesta, la speranza di giustizia, quello sì. Giustizia, ma si è parlato anche di sicurezza sulle strade, a partire da Don Giuseppe nella sua toccante omelia. Tanta partecipazione e tanta solidarietà, e credo che quello che ha chiesto a Elena potente, cioè stateci vicini, il gesto e la presenza di tante famiglie, di tante persone, di 3 amministrazioni che mi avevano ovviamente autorizzato a portare i saluti anche da parte del prefetto, insomma, e di tutti coloro che si sono messi a disposizione per aiutare questo saluto, queste esequie a queste 3 vittime innocenti, e ha messo un cenno importante Don Giuseppe. Quando si va in macchina, quando si è su una strada, dovremo riflettere un po' di più. La cosa più importante da dire è il tema della sicurezza, lo dico ai giovani, soprattutto state attenti in macchina, state attenti per la strada. Questi camminavano tranquilli sul marciapiede, purtroppo la sicurezza non è mai finito di prendere, la vita umana è importante. La comunità di Favaro si è dimostrata unita e presente da subito e così continuerà a fare. La comunità di Favaro starà sempre al fianco della famiglia di Elena, ma anche delle famiglie che sono state coinvolte da questo dramma tremendo, e ci siamo tutti. Ieri sera alla fiaccolata eravamo più di 3.000 persone e quindi sì, anche questo è un segno tangibile che vogliamo stare vicini ai familiari, ma vogliamo veramente continuare a stare vicini per il dopo ai familiari e alle famiglie coinvolte da questo dramma tremendo.